Hi everybody, I'm Sebastiano and welcome back in Venice for a new live streaming from the Castello district and in particular in the east area. Today we start from Arsenale, that is just in front of us. Ciao Basil. E quindi, come dicevo in inglese, buongiorno a tutti ragazzi, ciao a tutti. Bentornati a Venezia, dopo la parentesi apertura mondiale a Cortina dove siamo andati a visitarla. Siamo tornati a Venezia e precisamente nell'area di Castello e oggi visiteremo soprattutto la parte, quella più est, per cui partiremo dall'Arsenale, dove siamo proprio adesso, la vediamo di fronte a noi, fino a Sant'Elena per poi goderci il tramonto da Riva Sette Martiri. Ciao Deva! So, it's Thursday today, and it's 4:30 p.m. It's really cloudy and windy, so I hope to have a good audio. Before to start working, I want to thank you, all of you that has just joined the channel and support us with the donation and sharing the video with family and friends and help us to grow up also in YouTube. Ciao Adriana, buongiorno. So let's have a walk. This is the main entrance of the Arsenale of Venezia. As you can see, we have always the big lions, marble lions, that as you know is the symbol of Venice. Grazie mille Susan, davvero, thank you a lot Susan. Yes, Basil, now I show you, because you have to think that the ships were not so high, and Arsenale has two main entrances. One is from this side, and just there is about 3 meters, but probably this is a new bridge, and probably the oldest was a bit higher, or maybe was adjustable, and you can also open. And of course, now go up. And there is also the entrance that you can see in front of us, that it looks really small, but it's quite distant, so I'm sure it's really big. Here are the two towers. Welcome Susan, thank you a lot. We have a new member.
Ciao Susan, grazie mille. Of course, now is a military zone, but all this area you can also visit. Here is the Historical Naval Museum. And inside you can find all the kind of boats that were built in this Arsenale. And Basil, if you want to come back in Venice, you can visit it, and you can see that it's just big as a Vaporetto. It's not too much big. This is the entrance of the pavilion. Now we go on. Of course, in front of us there is the San Marco Basin, but we go there at the end, and we hope that we can see a good sunset. This area of Castello district is real Venetian. You can find beautiful glimpses of the people who live in Venice. So it's really characteristic. Ciao Pepica. Grazie mille Adriano, grazie davvero. Unfortunately, today there are a lot of men at work, but we try to walk a bit faster. And
Grazie Pamela. Look how thin this Calais is. All this wall that you see on the left is the Arsenale. This is the big pavilion that today hosts the Biennale. Yes, Adriano, today is very quiet, maybe also for the weather, because it's really cold and windy. And of course, due to the COVID, Venice is really, really quiet. Look how beautiful the blanket. Look at this maiolica. And now we are in Via Garibaldi, is the main street of Castello district. It starts from San Marco Basin, that we can go there at the end. And now we go to the left. As you can see, there are a lot of restaurants, coffee bar, and it's really, really nice. It's really characteristic.
If you want, Robert, at the end, of course, we can also watch the first 15 minutes because we upload all the video, and you can also watch at the Arsenale. Grazie, Eva. Thank you. This is the beautiful church of San Francesco di Paola. Welcome, Brenda. Ciao. Yes, Basil, correct. This was a canal, of course. And you can see because find this was a side and this was the other side. The two marble line are the two fundamentals. Now is as you can walk on the water. Now I'll show you a characteristic shop where you can buy fruit and vegetables. There are only two places in Venice. One is at the Ponte dei Pugni, close to Santa Margherita area. And this is the second one, the famous boat. There are... Prego Basil, è un piacere. Look how cool. Unfortunately now it is closed, but in the morning you can buy fresh vegetables and fruits from this boat. And there are only two boat shops in Venice. Robert, no, Ponte delle Guglie è molto lontano, oggi non riusciamo ad andare a visitarlo. Look how nice this artisan shop.
Ciao Andromeda, thank you for watching us. We have a new friend. Where are you going? Here is the cat house. We have another one right here. Look at how beautiful the dresses and all the blankets that are drying today. Dicevo, guardate che bello, tutto, tutti questi vestiti, questa biancheria appesa ad asciugare. E ovviamente l'unico modo qui a Venezia di asciugare sono appunto tirare delle corde da un edificio all'altro, da un'abitazione all'altra, in modo che appunto con sole e vento si possono asciugare. Qui abbiamo anche dei pupazzi di qualche bambino, abbiamo un Lilo e Stitch, abbiamo un brontolo. Questo è il bello di Castello e questa zona, perché è abitata molto da veneziani, e per cui c'è la Venezia più caratteristica e più vissuta. Okay, maybe we lost some connection, but we are sorry, but in this area I wanted to test it, and I'm trying to walk in the most large cales. Look how nice this house with all these plants, with the characteristics. Yes, Basil, we are back. We are sorry, but in Venice it's really hard to find a good connection, and I try always to walk through the biggest cales, but it's not so easy. So sometimes the connection can go down.
Come dicevo ragazzi, noi ci scusiamo per quanto riguarda queste cadute di connessioni che ogni tanto possono avvenire, ma purtroppo Venezia è un po' un labirinto, per cui si fa sempre fatica ad avere una connessione così stabile. Comunque continuate a seguire il live perché magari qualche passo dopo la connessione si ristabilisce, per cui torna tutto come prima, ecco, non abbandonateci e continuate a seguirci. Thank you a lot, Shirley, grazie mille. It is a really big church, like a few steps and we see all the facade. And watch at the sun in front of us. Maybe this wind will help us to have a good sunset today. This is the facade. Eh sì, beh, diciamo che forse tutto questo vento ci aiuterà ad avere un bel tramonto sul bacino questa sera, su San Marco.
Sorry, Adriano, but I don't remember the name. Thank you, Brenda. Yes, really nice. Look at this terrace. Sì, Robert, parecchio. Yes, correct, Basil. San Giuseppe di Castello. With this flat bridge we arrive at Sant'Elena. Sant'Elena is the park
of Venice, because as you can see, it's full of grass, and where all the children come to play here in Venice. Perché a me hai mandato quello là della foto di Nicolò avevano tutto un po' di conti per me. Dai, c'era più post, spalle a canestro, movimenti da post, macchinoso, un po' più macchinoso. Però l'unica roba Generali, numero 12, l'altra 10, generale 12. Amico, non dico però veniva fuori da posto. Look at this street, full of trees, full of green. It's why we consider it the park of Venice. This is the biggest area in town, green area in town. Certo Robert, ho iniziato il tour da l'Arsenale, abbiamo proseguito per tutte le calli e callette di Castello, per cui tutta la zona est. Siamo appena arrivati appunto a Sant'Elena, che è un po' quella che noi consideriamo il parco di Venezia, un po' un polmone verde, dove tutti da ragazzi venivamo a giocare. Ovviamente oggi non è popolatissimo visto il meteo. Ciao Eva, grazie mille per averci seguiti e se ti fa piacere vedere come finirà questo live, poi ovviamente pubblicheremo il video intero, per cui potrai guardarlo da questo punto in avanti. Grazie mille per averci seguiti. Buona serata. Look how cool this area.
Adesso lasciamo un secondo la zona più verde di Sant'Elena, che vi mostro invece la Darsena e dove c'è lo stadio di calcio del Venezia Calcio, perché seppure una città piccolina abbiamo la nostra squadra ufficiale e ovviamente importante, gioca. Look how big is that Altana. Thank you a lot, Bui. And this is the Darsena. Look how many boats there are. Here, of course, you can have the bigger boats that you can, of course, park on the canals. And this, of course, is the football stadium of Venezia Calcio.
This is the main entrance of Penso Stadium. As you can see, of course, the colors are the orange, black, and green. Buongiorno Sebastiano. Ciao Fabio. Ciao. Come Ciao. Bene, grazie a voi. stai? Bene, grazie. Ci abbiamo visto e ha detto proviamo a cercarlo. Dai, ti lascio l'onore No, finché no, mi no. scalda la mano. Continua. Vai, vai. Ne approfitto. Quindi non vuoi parlare. E adesso? No. Guarda che Basil ti saluta, vi saluta. Ciao. Basil vi Ciao saluta. Basil. Sono Fabio. Sì, esatto, è proprio Fabio Basil. Now we are going back to the green area of Sant'Elena, where you can see Lido Island on your left and old San Marco Basin on your right.
If you have any question for Fabio, you can ask him. It's 5, 6 degrees Celsius, of course, but unfortunately it's really windy, and it feels maybe more colder than it really is. And this is the Lido Island, where there are all the beaches, and this is all the San Marco Basin. As you can see, Sant'Elena is a really big park, and you can also see a lot of people who run, who are working out. We have the basketball area, the football area. Grazie mille Basil. Sì, davvero molto bella, è una zona non molto visitata, per quello infatti noi stessi la indichiamo come la più ormai veneziana, però comunque è altrettanto affascinante, perché come avete potuto vedere lo stile dei palazzi, delle case rimane quello di una Venezia più centrale, più turistica, però comunque immersa in un contesto più veneziano, più di vita vissuta, con meno negozi, ma più alimentari, e quindi una parte della città più vivibile. Credo saremo un po' sfortunati anche con il tramonto di oggi, perché nonostante il vento il cielo rimane molto molto coperto. And I think we we will
can see a good sunset. It's really, really cloudy today. This has no name, is only Sant'Elena. We call Sant'Elena, but it's not the real name of the park. It's the name of the area. Thank you, Oxo Oxo. Look at how quiet and nice is the Sant'Elena area. È un piacere, Robert, figurati. Now we have a walk close to the San Marco Basin with this beautiful view, but unfortunately not so beautiful sunset. Sì, esatto Adriano, corretto, Sant'Elena.
Also with all these clouds, San Marco Basin is amazing. Look how calm the lagoon is. Ho visto i cuccioli di brodo fatti di lavoro. Guardate la bellezza del bacino di San Marco, anche con una giornata così buia e nuvolosa. Ha un'atmosfera davvero magica, tutte le lucine che iniziano ad accendersi. Peccato solo appunto non poter vedere un bel tramonto. Sembra andare bene. Ok, we are back. Sorry for this connection issue. Now on our right we have the Giardini that where is hosted the Biennale. Look at the view, with the beautiful park on the right and San Marco Basin on the left.
Guardate che bella questa passeggiata che è così lunga, però merita davvero molto, perché si percorre tutta la zona est di Venezia e volendo si parte dalla punta più a destra, Sant'Elena, e si può arrivare fino a San Marco, sempre con questa vista incantevole. Mi hanno chiamato come dire un tono fuori il tubo, allora io le ho prese sono sicura. Do you like basil? Te credo perché il Tama non esiste. Thank you Basil, grazie mille. And these are the Giardini della Biennale. This is the Russian pavilion in the Biennale's garden. There are all the international pavilion for the Biennale, art and architecture. So there are all the pavilion, of course, some big and some small, that host the Biennale every year. Yes, Basil. Now I show you the main entrance. Of la Biennale. Here we are. Inside there are all the pavilion of the International Architecture and Art Biennale. Now I show you the dates of the next one in 2021. Thank you, Karen.
Hola, Steph Mendes. And here are the dates of 2021 Biennale of Venice. We have, of course, now the Carnival. The Architectural Biennale is from May 22 to November 21. And then, of course, we have the Biennale Cinema from 1 to 11 September. And for the others. Of course, the Biennale Cinema is the international cinema show in Lido of Venice. Ad avere un audio ottimo. Yes, Power Digimon is live. We are now in Venice. It's really cold and cloudy. Yes, it's the Venice International Film Festival of Lido of Venice. It's a Biennale Cinema. Grazie a te, François, Marie. I 40 Yes, I'm sorry, but today it's too cloudy to have a good sunset. Yes, François, because due to the COVID we must wear the mask. I think it's 5 or 6 degrees Celsius, of course. Thank you, Chris. Grazie a te, Carver, per guardarci. In the next days, I think there will be -2, -3 degrees here in Venice. The coldest days of the year. Devo fare la formazione pinguini.
Grazie Ste. Beh, a Venezia siamo abituati a camminare molto, per cui finché stiamo sui 10-12 km non è un problema. Sono più o meno i chilometri che faccio quotidianamente, per lavoro ovviamente. È troppo tardi, Riga, scusami. Al prossimo ponte, se vuoi, facciamo 360, così vi mostra anche sotto controllo, diciamo, tutto quello che c'è attorno. Grazie Maggie, ci fa piacere che ci segui. Thank you Marcus, ciao. Ciao Picco Picchi. Va bene Ana, ti aspettiamo. Ciao Aurora. Grazie a te Basil per seguirci sempre. Mi fa piacere che anche questa zona di Venezia vi sia piaciuta. È quella più autentica e più veneziana, ma altrettanto bella. Sì, Rizal, sono un po' i vantaggi del giorno d'oggi, che Venezia è deserta, però si riesce a visitarla benissimo e con la dovuta calma. Ovviamente i turisti però ci mancano, perché la popolano e quindi la vivono anche. Ciao Sebastiano, mi fa piacere. Quindi mi auguro che tu abbia potuto vederlo sin dall'inizio. Siamo partiti proprio dall'Arsenale per poi appunto percorrere tutta la zona più ad est della città. Grazie a te Andromeda per averci seguiti. Allora, il carnevale è iniziato domenica, però ovviamente come vedete, a parte qualche festa che sarà in diretta sui canali TV e su YouTube, immagino, e non ci sono maschere ovviamente, per cui è un po' un carnevale anomalo, ma comunque oggi è giovedì grasso per esempio, per cui sarebbe uno dei giorni più importanti del carnevale.
Okay, thank you Ivory. We looking forward to welcome you again in Venice. Thank you for your donation. G4, P5, yes, Cup. Yes, sorry, but I can't read your name. Thank you a lot. Grazie mille. Yes, there's always time for a Bellini at Harris, Chris. Unfortunately, it's closed, but it would be a really nice solution. And now we are back to Via Garibaldi, where we work at the beginning of the video. Here is the entrance from San Marco Basin. Now I show you. Grazie a te Ana. Thank you, Heavy, for your donation. Thank you very much. Now we are back to the Arsenale, from where you can see all the San Marco Basin. You have here in front of us San Giorgio Island, La Salute Church that we visited last week. If you want to get inside, you can watch the previous live streaming. And here on the right, of course, San Marco and Doge's Palace.
So also for today it's everything. Thank you a lot for watching us, and thank you all for your donation, for follow us, for join the channel. Don't forget to subscribe and share this video with all your friends and family, and help us to have more live streaming. And don't forget to watch all the live streaming of the last weeks. And grazie da Sebastiano, vi aspettiamo settimana prossima per un nuovo video live. Vi auguro una buona serata e ci vediamo presto. Grazie per sostenerci ancora.